governata male di questo bene pubblico, c'è una lapide dedicata ai colleghi caduti di post telegrafonici, che adesso si trova dentro una bottega di alimentari, una cosa che secondo me mi sembra una follia, insomma. Certamente quell'immobile ha avuto un uso quando ci sono andate le poste all'alternativa a quello che era prima. Era però un grande progetto, un grande intervento pubblico dei quali in questi anni, insomma, magari per me ancora ricordo che la pubblicazione che all'inizio degli anni 40 è stata fatta per presentare quell'ottimo restauro, devo dire, aveva un titolo molto significativo che dava tutto il senso dell'operazione. Il titolo della pubblicazione era Il Fondaco nostro dei tedeschi, e diceva tutto.